Governatore, oggi lei è ringraziato per la presenza agli alti livelli dello Stato con il sottosegretario alla difesa Volpi, perché questa cerimonia a Bosco Romagno deve trovare una voce più forte, non gridata ma più forte. Sì, a livello nazionale soprattutto. I martiri di Iusoppo sono martiri che ci garantiscono oggi la libertà. Non era scontato. Nel Novecento i drammi che hanno vissuto soprattutto il confine orientale, e penso in particolar modo al Friuli Venezia Giulia, hanno visto la risiera, hanno visto le foibe, hanno visto le contrapposizioni tra nazioni e le contrapposizioni etniche. I martiri di Iusoppo sono quelle persone che non hanno voluto imporre una loro idea, ma battersi per la libertà di tutti. C'era il rischio di passare da una dittatura a un'altra dittatura. Grazie a persone come loro oggi possiamo pensare, dire e credere ciò che riteniamo più opportuno, e questo è il concetto di democrazia e di libertà. E questo sacrificio deve essere ricordato a livello nazionale anche per, come si dice spesso, imparare dalla storia. Loro ci danno un grande insegnamento. A proposito di imparare dalla storia, oggi anche la medaglia d'oro al valore militare Paola Deldin è un esempio per tutti i giovani. Un esempio che tiene sempre viva quel presidio e controllo che la libertà venga garantita, e questo è fondamentale. E questo è fondamentale soprattutto anche in una logica futura dove magari le imposizioni non lo si fa più con le guerre, ma devo dire con i miliardi di euro, condizionando, costringendo, escludendo chi la pensa in modo diverso. I presidi di garanzia di libertà sono fondamentali. Lei nell'esempio l'ha fatto sulla sua pelle e con la sua persona ha garantito questo. Continuiamolo a fare, perché vuol dire consegnare un futuro libero.